Era stata annunciata dopo le foto e i video degli assembramenti che il presidente della regione Luca Zaia aveva definito imbarazzanti e puntuale l'ordinanza è arrivata. Su questo tema il governatore è molto chiaro, l'ordinanza è infatti vista come un segno dei tempi ed è dovuta proprio perché il rispetto delle regole viene meno. L'ordinanza è il segno dei tempi, no? Guardate, l'ordinanza in un mondo che rispetta le regole non serve, vi è chiaro questo? Deve passare l'idea che l'ordinanza in un mondo dove tutti rispettano le regole non serve a nulla. Ne avrebbe fatto volentieri a meno Zaia di questa ordinanza, ecco perché. E la vedo anche un po' come un fallimento, no? Cioè dover scrivere un'ordinanza sapendo che la stragrande maggioranza dei veneti si comporta bene. E la vedo anche un po' come un piccolo fallimento sociale pensare di dover stabilire regole per tutti perché a volte il buonsenso non c'è per tutti. Zona gialla, arancione o rossa, poco importa a questo punto delle cose, perché se i comportamenti non miglioreranno il rischio è davvero fortissimo per tutti. Guardate ragazzi, se qua non ci mettiamo noi di buona lena, pancia a terra, a lavorare e tirare tutti nella stessa direzione, parlo di noi cittadini, ma è inevitabile, non è che arriviamo all'area rossa, arriveremo al blocco totale e ci chiuderanno in casa. Noi dobbiamo dare una mano a coloro che sono in ospedale, a quelli che prima ho definito eroi. Se crediamo che sono degli eroi e sono degli eroi, dobbiamo aiutarli questi eroi. E aiutando loro aiuteremo anche tanti cittadini che hanno avuto meno fortuna di noi che possiamo oggi star qui a parlare e abbiamo fiato per parlare.